Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. In apertura spicca il vasto incendio che ha interessato il lido Joy Beach di Avola. Ancora sconosciute le cause delle fiamme che hanno letteralmente distrutto lo stabilimento sul litorale siracusano. Rimanendo sul tema incendi, a Catania e Palermo si sono verificati importanti roghi in diverse aree di vegetazione secca, richiesti in alcuni casi l'intervento da parte dei mezzi aerei. Una tragedia sfiorata quella di Lampedusa, dove un bimbo di appena 2 anni è caduto in acqua nel momento dello sbarco. Il piccolo è stato salvato dal maresciallo della Guardia di Finanza. Convocato per domani 25 luglio un tavolo al MIT per affrontare il dossier dell'aeroporto di Catania, a richiederlo il vice premier e ministro Matteo Salvini. Il caldo continua ad abbattersi con forza sull'isola siciliana, con temperature record e picchi fino a 46 gradi. Diramata allerta rossa per i rischi incendi e ondate di calore in tutte le province, tranne Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13:30.